Il Veneto non è un paese per giovani, ancor meno se si è imprenditori. L'ultima indagine realizzata dall'Ufficio Studi di Unioncamere del Veneto vede negli ultimi 10 anni un calo del 34% di imprese che hanno amministratori, titolari e soci con meno di 50 anni. È un dato preoccupante perché a livello nazionale, dall'indagine nazionale che c'è stata, il Veneto è la peggior regione sull'età anche degli amministratori, in questo caso, che non sono più giovani o sotto i 40 anni, ma bensì sono in una media di 70 anni. Già, perché se calano i giovani imprenditori, le aziende guidate da over 50 crescono del 17%, quelle degli over 70 addirittura del 27%, con tutte le conseguenze che questo comporta. E anche la carica propulsiva di idee, di voglia di crescere, la competizione con il tuo collega o concorrente che sia, viene meno, e questo va a impoverire il tessuto imprenditoriale, e questo ci preoccupa. A livello settoriale, la diminuzione è stata più marcata per il comparto costruzioni, dimezzando in 10 anni la consistenza nonostante il balzo degli ultimi 2 anni dovuto al superbonus. Consistente anche la perdita delle imprese giovanili, del commercio e del manifatturiero. A sorpresa sono in controtendenza il comparto dell'agricoltura e della pesca, con una crescita del 10% delle imprese giovanili. Probabilmente è una scelta di vita anche, all'aperto, in campagna, quindi ci sono tante chiavi di lettura, ma sicuramente pesa il carico fiscale, la burocrazia, l'impegno e le difficoltà del momento.